Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Ci sono dei romanzi di formazione e ci sono anche dei film di formazione. Per la mia generazione, ma non solo per la mia, quelli di Margarete von Trotta sono stati film di formazione. Per gli argomenti che hanno trattato, per come li hanno trattati e anche per i tempi in cui ha avuto coraggio di trattarli. Anni di piombo è stato fatto quando in Italia, è dell'81, gli anni di piombo c'erano ancora. Dell'80 è stato l'assassinio di Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È quindi con molta emozione che oggi ospitiamo Margarete von Trotta, che sempre per la mia generazione è stata anche un esempio di emancipazione. Regista donna, quando i registi erano tutti uomini, che parlavano di storie di uomini, lei ha parlato di donne, di storie di donne e di sorellanza fra donne. Ed è questo un motivo in più per il quale per noi ragazze lei è stata importante. E oggi la sorellanza la farà da padrona, perché parleremo di un'altra grande donna, Rossana Rossanda, legata a Margarete, ho scoperto solo in occasione di questo incontro, da una profonda amicizia, da una affinità, diciamo, di visione politica e anche da una collaborazione professionale. Devo dire che non conoscevo questa circostanza, cioè il fatto che siano state lungamente amiche, ma la cosa non mi stupisce. Si tratta di due intellettuali, dalle idee politiche molto chiare, ma a differenza dei molti che frequentavano quell'area di riferimento politica biecamente ortodossa, due donne indipendenti e libere nel pensiero. Ed è anche per questo che per noi sono e sono state un esempio. Lascio la parola volentieri alla Presidente dell'Iveser, Giulia Albanese, che è stato il motore primo di questo incontro, Iveser con il quale collaboriamo spesso, quindi a lei la parola, ma forse prima di lasciarle la parola vorrei con un grande applauso introdurre Margarete von Trotta. Ed è la nostra, per come la consideriamo nostra, perché è nostra socia, Ottavia Piccolo. Giulia, a te la parola. Buonasera, grazie a Antonella Bagaraggia, Presidente dell'Ateneo Veneto, per questa bella introduzione, bei saluti all'incontro e grazie a tutti coloro che sono convenuti qui oggi, nel pubblico, ma soprattutto a Margarete von Trotta e a tutti i nostri ospiti di questa sera. Voglio dire due parole esclusivamente su un punto. A partire dal 2021 l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea, col piacere di presiedere, ha ospitato e ospita la biblioteca e un pezzo dei mobili e un pezzo di archivio, un pezzetto di archivio fotografico di Rossana Rossanda. Questo è avvenuto per molte ragioni, la principale è che Doriana Ricci, che coordina l'incontro di oggi, ha pensato che ci dovesse essere un posto
per Rossana e di Rossana a Venezia, che era la città che più di tutte Rossana Rossanda considerava la propria. Questo posto l'ha trovato nell'Istituto Veneziano per la Storia e la Resistenza, che è stato felice di accoglierlo. I veneziani tra voi sapranno probabilmente che abbiamo dedicato 2 stanze al piano più alto della Villa Erio, dove è la nostra sede, a Rossana Rossanda, ai suoi mobili, alla sua biblioteca, una biblioteca che probabilmente non è l'intera sua biblioteca, ma sono comunque 3.500 volumi che stiamo catalogando e che sono a disposizione quindi di lettori, dei lettori, e a partire da quel momento abbiamo cominciato a lavorare su Rossanda in diverse direzioni, un po' come in questo caso per cadenzare un po' il ricordo nei giorni, nelle settimane del suo compleanno, un po' per ragionare sui libri che via via uscivano di e su Rossana Rossanda. Ne sono usciti vari a partire dal 2021, scusate. Come sapete abbiamo anche fatto una mostra sulla sua formazione che copre gli anni tra il 1924, la sua nascita, e il 69, l'inizio del manifesto e la fine della storia col Partito Comunista, e questo incontro si inserisce in questo quadro ed è un incontro che al tempo stesso vuol dare conto di una delle grandi passioni di Rossana Rossanda, il cinema, e quindi sono particolarmente contenta che di questo si parli a Venezia, che è la città che diciamo col cinema ha un rapporto intenso, e diciamo anche da una prospettiva di affetto e non solamente scientifica o tematica, con amici e amiche di una vita. Quindi sono molto grata all'Ateneo Veneto di aver voluto ospitato questo incontro e curiosa di ascoltare il pomeriggio di oggi, che si prospetta come sicuramente significativo e pieno di idee. Grazie. Allora, benvenuti, benvenute e benvenuti. Io sono Doriana Ricci, ho lavorato per più di 30 anni al fianco di Rossana, prima al Manifesto e poi come sua collaboratrice personale. Sono molto felice oggi di stare qui insieme a Margarete Fontrotta, regista di fama internazionale, che di Rossana era una grande amica, come è già stato detto, fin dal 1981 almeno, anno in cui si sono conosciute, e tali sono rimaste fino alla morte di Rossana, che è avvenuta nel settembre del 2020. Lo scorso anno abbiamo ricordato Rossana a Roma in occasione dei 100 anni della sua nascita, con un convegno al quale avevamo invitato proprio Margarete. Però purtroppo Margarete non ha potuto partecipare, ci ha mandato un messaggio, ma a me ha dato la sua disponibilità per organizzare qualcos'altro, eventualmente più in là. E io ho colto subito la palla al balzo per organizzare la giornata di oggi, proprio qui, presso questa sede prestigiosa diretta da Antonella Magaraggia, che voglio subito ringraziare per la disponibilità, proprio a Venezia, che è la città che Rossana ha più amato e dove, grazie all'accoglienza dell'Iveser diretto da Giulia Albanese, che non ringrazierò mai abbastanza, abbiamo potuto allestire appunto queste 2 stanze con tutta la sua biblioteca e il suo studio. Quindi dal 2021 Rossana è tornata ad abitare a Venezia, dopo averci passato parte della sua infanzia e adolescenza, come racconta nel suo libro La ragazza del secolo scorso. E possiamo andare a trovarla, perché le stanze sono appunto visitabili. Ma cosa vogliamo condividere noi oggi qui? La presenza di Margarete ci permetterà di farvi conoscere il rapporto fra lei e Rossana Rossanda. 2 sorelle in laguna, come titola felicemente il settimanale Italy, il settimanale online diretto da Guido Moltedo, che è qui presente, che ha pubblicato un articolo scritto da Roberto Silvestri e che anche lui è qui presente insieme a Mariuccia Ciotta, che poi parleranno dopo. Una sorellanza che, scrive sempre Roberto Silvestri, è durata fino alla morte della ragazza del secolo scorso, accompagnando con consigli, telefonate e ricerche quasi tutti i film della cineasta tedesca, sempre dalla densa sostanza conoscitiva. Ma prima di loro, ex giornalisti del Manifesto e tuttora critici cinematografici che dopo presenterò meglio,
quando interloquiranno direttamente con Margherita Fontrotta, vi presento Giovanni Spagnoletti, che è autore di numerose pubblicazioni e ci parlerà del ruolo centrale di Margherita Fontrotta. Questi due momenti di approfondimento, quindi quello con Giovanni Spagnoletti e quello con Mariuccia e Roberto, saranno intervallati dalla lettura che Ottavio Piccolo, qui presente, e ringrazio tantissimo, che non ha bisogno di particolari presentazioni, farà di due recensioni che Rossana ha fatto su due film molto importanti di Margherete, che sono Lucida Follia del 1983 e Rosa L, quindi su Rosa Luxemburg, del 1986. Entrambe le recensioni sono state pubblicate sul Manifesto. Allora, passiamo la parola subito a Giovanni Spagnoletti, che ha studiato germanistica alla Libera Università di Berlino, docente di letteratura tedesca prima e poi docente di storia e critica del cinema alla Sapienza, collabora da anni con l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio di Roma, è critico e giornalista per numerose testate quotidiane e riviste di studi cinematografici, e gli sono stati conferiti numerosi premi, anche internazionali come quello di Amburgo, per la sua attività di studioso del cinema. In questa sede ci parlerà della carriera di Margherita Fontrotta e di come sia la più importante rappresentante del cinema tedesco contemporaneo declinato al femminile. Vai Giovanni. Grazie. Ovviamente cercherò di essere molto breve, perché la cosa più interessante è interloquire con Margherita Fontrotta e sentire anche la lettura di il rapporto con Rossana Rossanda, la lettura di Ottavia Piccolo di alcuni brani dei testi che ha scritto Margherita Fontrotta. Tra l'altro il primo testo, se non ricordo male, è stato proprio l'introduzione a Anni di piombo, che io avevo una collana alla Ubo Libri all'epoca, con Franco Quadri, che era il famoso critico teatrale, eccetera, eccetera, che era l'editore, e proprio in quell'occasione pubblicammo la sceneggiatura del film che aveva vinto al Festival di Venezia nel 1981, e Margherita Fontrotta ci fece l'onore di scrivere l'introduzione. Solo così per dare un'idea, ecco, Margherita Fontrotta inizia la sua carriera professionale alla metà degli anni 60, quando cominciavano a fiorire le prime produzioni di lungometraggio di quello che veniva all'epoca chiamato giovane cinema tedesco, Junger Deutscher Film, e alcune delle quali vennero premiate proprio qui a Venezia. Tra l'altro i primi film di Alexander Kluge, come Abschied von Gestern, La ragazza senza storia, nel 1966, oppure nella contestata edizione del 68, quando ricevette il Leone d'Oro per artisti sotto la tenda del Circo Perplessi, oppure Edgar Reitz, il cui primo film, Mahlzeiten, Pasti, venne presentato e premiato qui al Festival di Venezia. Proprio in questo momento, che è stato un momento fondamentale di cambiamento e di sviluppo del cinema tedesco, Margherita inizia la sua attività, prima come attrice di teatro, a partire dal 1964, nei teatri di Kitzbühel, Stoccarda e Francoforte, e poi a partire dal 1967 come attrice cinematografica. Ha partecipato ad alcuni film, come un film di Klaus Lemke, Brandstifter, in cui era la protagonista e interpretava il ruolo di una studentessa rivoluzionaria che si chiamava Anka. Poi ha lavorato con Rainer Dauf, con Herbert Achtenbusch e ha interpretato 4 film di Rainer Werner Fassbinder. Proprio lavorando all'adattamento televisivo di Bertolt Brecht, Ball, di cui Margherita è stata interprete insieme
ad Anna Schygulla e Rainer Werner Fassbinder, che faceva appunto il ruolo di Ball in quel film, ha conosciuto Volker Schlöndorff, di cui è stata sposata per molti anni, per 20 anni, e con cui ha lungamente collaborato nella sua prima parte della carriera. Dopo varie collaborazioni, interpretazioni e via dicendo, il primo film diretto da Margarete von Trotta è stato un film particolarmente importante, non solo per il cinema tedesco, ma anche destò grande scandalo internazionale, che era il caso Katharina Blum, di Verloren Ehre di Katharina Blum, tratto appunto dal celebre romanzo di Heinrich Böll. Uno dei primi film che racconta quasi a caldo il terrorismo. Tra l'altro, personalmente, nelle interpretazioni come attrice di Margarete von Trotta, a me quella a cui sono stato molto più legato, e credo anche lei, per motivi personali, è stato Funkschuss, Colpo di grazia, diretto nel 1976 da Volker Schlöndorff e tratto dal celebre omonimo racconto di Marguerite Yourcenar, Coupe de Grace. Dopo 10 anni di apprendistato cinematografico, finalmente Margarete von Trotta nel 1978 debutta da sola nel lungometraggio con il film Il secondo risveglio di Christa Klages, Das zweite Erwachen der Christa Klages, che si basa alla lontana su un fatto realmente accaduto, quella di una maestra, fondatrice del primo asilo antiautoritario di Monaco, che nel 1971 aveva rapinato una banca con dei complici. L'anno dopo segue e realizza invece Sorelle, l'equilibrio della felicità, che è la drammatica storia di due donne, di due sorelle, Maria e Anna Sundermann, che hanno mentalità e obiettivi opposti. L'una è inserita nel sistema, l'altra non è in grado di accettarlo. È una sorta di dicotomia che anticipa in qualche maniera il complesso rapporto di Christiane e Gudrun Esslin in Anni di piombo di Bleicher Zeit. Film, appunto, come vi accennavo, che vince il Leone d'Oro al Festival di Venezia del 1981 e che fa conoscere la regista Margarete, la regista berlinese, anche fuori dalla RFT, dalla Repubblica Federale Tedesca, a un grande pubblico internazionale. A questo film molto celebre seguiranno altre opere molto importanti, Lucida follia, in cui si narra il rapporto d'amicizia tra due donne, il film storico Rosa L, di Geduld der Rosa L, il titolo originale del 1985, Paura ed amore, Fürchten und Lieben, sceneggiato insieme a Dacia Maraini a partire dalla pièce teatrale di Anton Chekhov, Tre sorelle, del 1901. Su questi 4 film degli anni '80 si andrà sviluppando e approfondendo il rapporto tra Margarete von Trotta e Rossana Rossanda, di cui poi parleremo più in specifico. Paura ed amore è anche il primo dei 3 film italiani di Margarete von Trotta. Ci sono stati solo 2 registi tedeschi del nuovo cinema tedesco che hanno lavorato in maniera continuativa in Italia. Uno è stato Werner Schröter e l'altra è stata Margarete von Trotta. Infatti Margarete von Trotta ha realizzato 3 film, diciamo così, italiani o comunque coproduzioni italiane. Il citato Paura ed amore, L'Africana e soprattutto un film a cui tengo particolarmente, Il lungo silenzio, dove si narra dell'impegno civile della vedova di un magistrato ucciso dalla mafia.
Tra gli attori di questo film, anzi tra le attrici di questo film, troviamo Carla Gravina e Alida Valli e Ottavia Piccolo, che appunto ci fa l'onore di essere qui presente in questo nostro incontro. Adesso però non voglio continuare a lungo questa carrellata, sarebbe per approfondire la carriera successiva di Margarete Fontrotta. Mi limito solo a fare qualche breve osservazione prima di lasciare a Mariuccia e Roberto alla discussione generale con tutti, il proseguo del pomeriggio. Margarete Fontrotta è una donna che è stata molto innamorata del nostro paese. Non capisco perché talvolta, però sì, tutti i tedeschi, insomma, qualche volta i tedeschi di un tempo. A Venezia sì, è la prova. Sì, ma non solo i tedeschi comunque. Comunque Margarete Fontrotta, a parte il suo grande amore per l'Italia, dove poi ha vissuto anche per un certo periodo, non è stata la prima o unica donna nella storia del giovane cinema tedesco a passare alla regia, a portare uno sguardo diverso nella cosiddetta settima arte. Facendo un piccolo parallelo e un ricordo, cioè, a parte il terribile caso di Leni von Riefenstahl durante il Terzo Reich, nello stesso periodo in cui debutta Margarete Fontrotta ci sono state tante altre registe, Ulla Stöckl, Katrin Seibold, Janine Meraffel, Erika Rung, May Spiels, Christel Buschmann, Elke Sander, Elma Sanders-Brahms. Con queste tre ultime Margarete ha realizzato un film collettivo, quello che in tedesco si chiama Omnibus Film, Essere donne, Felix, di cui ha realizzato un episodio. E poi ne sono venute tante altre. Fino a oggi, giovedì scorso, ad aprire il concorso del Festival di Cannes, e ha avuto anche un grande successo, è stata un giovane regista tedesca, Mascha Schilinski, col suo secondo film In die Sonnenschauen. Tuttavia, malgrado questa grande presenza anche delle donne nel cinema tedesco a partire da un certo periodo, Margarete è stata la più importante rappresentante nel cinema tedesco contemporaneo declinato al femminile. Questo, adesso cercherò di essere estremamente schematico, si deve, secondo me, o secondo anche altri amici e storici, alla sua formidabile capacità e continuità di lavoro nei decenni, frutto del fatto che i suoi film devono molto al talento di messa in scena e di elaborazione della sceneggiatura, ma anche a una grande opera di analisi sulle storie che va raccontando per immagini. In particolare, tramite un paziente lavoro di documentazione su lettere, libri, interviste, testimonianze, Margarete Fontrotta va ad approfondire e affinare la costruzione dei suoi personaggi femminili attraverso una puntuale analisi delle motivazioni psicologiche profonde che sono alla base delle loro azioni. E in ciò lavorando moltissimo con le sue attrici protagoniste nei suoi film, alcune con cui ha lavorato con maggiore continuità e con cui ha sviluppato un rapporto molto forte, tipo Jutta Lampe o Barbara Suková, ma credo che in generale questa sia stata una delle sue caratteristiche fondamentali. Un altro aspetto fondamentale tra i tanti che emerge dalla filmografia di Margarete Fontrotta, al pari di altri grandissimi autori del nuovo cinema tedesco come ad esempio Rainer Werner Fassbinder, con lei veniamo a conoscere alcune figure importanti della storia e della cultura della Germania, dal Medioevo ad oggi. Si passa così da Hildegard von Bingen, monaca e scrittrice, alla rivoluzionaria Rosa Luxemburg,
Si passa dalla teorica e filosofa Hannah Arendt alla poetessa Ingeborg Bachmann nel suo difficile rapporto con Max Frisch, senza dimenticare poi, in filigrana, anche se non è stata mai affrontata direttamente, ma solo indirettamente, la figura della militante della RAF Gudrun Esslin, che è drammaticamente morta in carcere nel 1977. Ma al di là del tema del terrorismo, che ha spesso dominato la prima produzione di Margrethe von Trotta, Margrethe ha affrontato alcuni fondamentali nodi storici della storia del Novecento. La resistenza delle donne durante il nazismo in Rosenstrasse, il film che vedrete stasera, oppure ha narrato la divisione delle due Germanie, è stata una delle prime a fare un film per raccontare pochi anni dopo la caduta del muro, la divisione delle due Germanie con il film Das Versprechen, La promessa, nel 1995. E anche, lo accennavo prima, uscendo dalla sua nazione, nel lungo silenzio, si è occupata, come si accennava, anche al terribile tema della mafia nel nostro paese, per narrare il destino delle mogli di magistrati che allora erano costrette a vivere una vita blindata. Arrivo alla conclusione e riporto un intervento del mio amico Matteo Galli, che ha dato la laurea honoris causa a novembre dell'anno scorso all'Ateneo di Firenze, a Margherete, e nella laudatio ha detto una cosa che io trovo particolarmente giusta. Margherete è la maestra del genere del biopic ellittico, vite di personaggi, donne illustri che non vengono mai raccontate nella loro interezza e nella loro continuità, in linea con una drammaturgia tradizionale, ma in un periodo ridotto, spesso anche sul piano della struttura, ricco di rotture e di frammentazioni, che prova, come in un caleidoscopio, a gettare uno sguardo ellittico appunto sull'intera esistenza delle persone e sui molteplici condizionamenti che la loro vita hanno sopportato subito nel corso del tempo. Grazie per l'attenzione. L'amicizia è un rapporto straordinario che ci accompagna nella vita, che si può coltivare con delicatezza, perché nell'amicizia la nostra mano non trema, il dono è facile e il commiato leggero. Non sono un'esperta nella classificazione dei sentimenti, ma l'amicizia questo mi sembra. Ne ho avuta, del resto, non poca, me ne intendo. E non mi sono mai smarrita nel gioco dell'indistinto che non sa dove finisce l'amicizia e dove comincia l'amore. Il confine è chiaro, te lo indica il dolore del tuo bisogno, l'incertezza di te. Questo non vuol dire che l'amicizia sia meno o più dell'amore, se non per coloro che pensano che tutto vada misurato. Questo rapporto prezioso e complesso gli uomini lo hanno conosciuto sempre. Le donne no, perché è un rapporto fra chi, possedendo molte cose, può averne molte da mettere in comune, idee, lavoro, progetti, avventure. E le donne poco hanno posseduto di proprio fino ad ora, e per sua natura quel che avevano doveva essere spartito in circoscritto confine. Per questo l'amicizia fra uomini era in qualche modo contro di loro, o almeno le escludeva. Quell'amicizia di cui la partita del sabato sera all'osteria, l'ultimo bicchiere bevuto assieme prima di rientrare, mentre loro, mogli, madri, figlie, aspettano ciascuna nella propria casa. È la forma povera di un rapporto fra più liberi che si scambiano i loro tempi su un piede di parità.
e possono, oltre che scambiarsi, proiettarsi nel futuro insieme, battersi insieme, persino morire l'uno per l'altro e non come nell'amore, uno dell'altro. Si muore più per salvare la vita dell'amico che dell'amato, ma ci si uccide soltanto per quest'ultimo. Come poteva la donna conoscere l'amicizia? Lei che difficilmente poteva dire di possedere anche se stessa e prima di sé doveva mettere nella scala dei rapporti il marito, il figlio, il padre. Lei che non era libera di disporre del suo tempo né del suo futuro. Lei alimentata sempre per Feboclisi, che gocciola in vena non un cibo liberamente scelto sulla scena del mondo, ma quello filtrato dalla cannula della famiglia, al più della Chiesa. Per secoli le donne si sono conosciute e aiutate come complici, nei tempi e modi consentiti. In certe età, molto giovani o molto anziane, hanno riversato l'una sull'altra non tanto se stesse, quanto la malinconia o le noie della vita che era loro imposta. E sempre il loro colloquio cessava quando qualcos'altro imponeva di alzarsi e andarsene, e non il naturale venire a termine del discorso. Così è solo nei nostri tempi che possono essere amiche, mentre sempre possono aver avuto un rapporto di coppia, lesbiche. La natura di questa amicizia sconcerta e scompone il mondo circostanze, anche perché è soltanto quella, come quella fra gli uomini, separata, ma perché è nuova. È uno dei luoghi in cui esse ricostruiscono una identità mutante, ribelle ai vecchi rapporti di dipendenza, ed è caricata dal parlarsi di cose prima mai dette, che può essere avvertita come nemica per chi, padre, marito, figlio, ha sempre pensato a lei come cosa sua. La insopportabilità dell'amicizia fra donne è quel che racconta Margarete von Trotta in Lucida follia. Racconta l'insopportabilità per gli altri e il prezzo che pagano loro per una relazione complessa, nata da un primo movimento di pietosa curiosità della più forte delle due. Nella scena in cui Olga canta una canzone d'amore per Alexei, fra tenerezza e ironia, Ruth la guarda e Alexei la guarda. Alla fine lui le sorride, complice, l'ha sentita sua, il messaggio è arrivato, ma Ruth si avvicina a Olga e le posa il capo accanto al viso, come una che sa cosa vuol dire amare un uomo. Quale impresa disperata possa anche essere. È come se le augurasse che ti vada bene, la rassicurasse, ti capisco, sono con te. La simmetria tra i due sguardi è parlante, ma è lo sguardo fra le due donne che appare agli altri intollerabile per il suo grado acuto di comunicazione, la sua infrangibilità. E infatti così sarà. È della passione finire, dell'amicizia durare. È della passione il diapason dolente dell'equivoco, perché a volte la pelle brucia, anche se ti arriva una carezza. È dell'amicizia il tono quieto dell'intendersi e la mano che non ti fa male. Così inconsueto è questo rapporto fra donne che almeno una di esse deve essere già libera, perché l'amicizia è anche un apprendistato nella libertà dell'altro. Quanto la passione è un attentato per paura di sé alla libertà dell'altro. Olga, emancipata, colta, femminista, mai la Scigulla è stata così bella come in quel vestire semplice, in quel muoversi non da idolo fassbinderiano. Olga vede nella più giovane donna disturbata, che dipinge il già dipinto in bianco e nero e che tutti trattano come minacciata dalla follia, perché si usa credere che chi ha avuto un fratello suicida, una madre in clinica, sia con un piede nella fossa dei serpenti. Ecco, e vede invece innanzitutto la persona ferita e assediata. Così quando Ruth fugge per un tentato, forse mimato, suicidio,
Con naturalezza Olga la trova e senza storie le toglie il laccio dal collo col gesto di chi toglie una sciarpa. Riconduce agli atti semplici della vita quel che era un dire vorrei vivere, ma così non posso. Le donne conoscono quel loro particolare così non posso vivere, l'accento specifico, un po' povero, della loro caduta di speranze, i loro suicidi senza lasciar messaggi, tanto disperano d'essere ascoltate. Una vecchia storia di subalternità anche nella morte. E nello stabilire la normalità del discorso diretto, nel trattare l'altra come donna e non come folle, nasce l'amicizia, la rassicurante presenza, il dare e presto anche il ricevere, perché appena ha ricevuto Ruth può anche dare. Anche lei che pareva soltanto bisognosa degli altri e gli altri non di lei, al più bisognoso il suo uomo, della sua emozione, del suo corpo. Questo uomo che pare l'ama non tollererà che Ruth, sua perché bisognosa e dipendente, sia meno bisognosa e dipendente. E lei, ricacciata in solitudine nel suo delirio, sognerà di ucciderlo perché lo riconosce come negatore, nemico di sé. Ma neanche gli uomini di Olga hanno tollerato che lei fosse forte e autonoma. Presto della sua forza hanno fatto un alibi per non vedere il suo bisogno. Uno le chiede aiuto, l'altro la lascia. Tutti e due tranquilli, tanto lei è forte. Ma come sempre nei film della Fontrotta, l'incomprensione di lui non è tanto un suo limite personale, quanto un prodotto dei rapporti ricevuti, dei quali anche lui è schiavo. Nessuno ha mai singolarmente colpa. E nessuno singolarmente ha colpa se dunque l'amicizia fra Olga e Ruth fa saltare gli altri rapporti e rischia di far saltare loro. Sarebbe così anche se non si trattasse di una situazione resa estrema dalla nevrosi di una delle due. Anche fra due Olghe potrebbe succedere, come fra la Bentano e la Gunderrod, che ricorrono nella storia, perché le Olghe dei tempi nostri molto hanno da dirsi su quel che vivono, inquietudine di sé, mutabilità, negazione, offerta, anche miseria, il difficile saldo del conto della vita, come per gli uomini, ma sovradeterminato nelle donne, da quel loro mutar pelle come le bisce a primavera, che le costringe a dover portare l'antica forma storicamente data, se no restano dipendenti. E poi le donne hanno da dirsi quel che, sospetto, gli uomini non si sanno dire più, perché più lentamente muta il convenzionale vissuto della virilità, cioè di come sia difficile il rapporto con lui o con lei. Perché nell'amore lui, anche quando come Franz l'ama, poco sa di lei, meno ancora di quello che lei sa di lui. Sì, sono in genere poco ascoltati. Non è dell'amore l'attenzione all'altro e da secoli il rapporto fra i sessi è impostato come una guerriglia, ennesima versione del rapporto servo-signore. Grazie Ottavia, veramente emozionante. Allora, adesso è il momento... Come? Lucida Follia è dell'83, mi risulta. Lui è l'esperto. È uscito nell'83, sì, subito dopo, è una recensione proprio al film. Controlla, sì.
Allora, è il momento di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, ex giornalisti del Manifesto, del quale Mariuccia è stata anche per alcuni anni condirettrice. Hanno scritto insieme numerosi libri, l'ultimo è Spettri di Clint, l'America del mito nell'opera di Eastwood, nel 2023 è uscito Baldini e Castoldi, ma mi preme qui ricordare quello che hanno scritto proprio con Rossana. Il film del secolo si intitola, che è un dialogo intenso e appassionato sul cinema tra loro tre, non privo di scontri. Io ero presente spesso e volentieri e posso testimoniare, perché a volte il punto di vista di Rossana non sempre coincide con quello loro, ma è un'analisi di come il cinema riflette la storia e la storia del cinema, con continui riferimenti a certi passaggi storico-politici, singoli eventi, movimenti culturali, personaggi che vanno da Fellini a Pasolini, Eisenstein durante il regime di Stalin, la Cina di Mao, Cuba, Hollywood. È una chiacchierata molto lunga e intensa. Questo dialogo a tre tenteremo di replicarlo qui con Margarete Fontrotta attraverso delle domande e delle risposte. Dunque, prima di passare a delle domande più specifiche sui film di Margarete Fontrotta e a seguito dell'ottimo intervento e presentazione di Giovanni Spagnoletti, volevo dare una mia interpretazione di questa definizione che Giovanni ha ripreso, che è questo declinato al femminile. Ecco, io vorrei che non si credesse, che non si capisse che Margarete Fontrotta ha fatto un film sulle donne. Allora, Margarete Fontrotta ha fatto un film con uno sguardo diverso, e con uno sguardo diverso ha raccontato la storia, con uno sguardo diverso ha raccontato appunto quello che succedeva non solo nella storia, nella realtà, ma nel cinema. Io ritengo che Margarete Fontrotta sia una delle esponenti più importanti del nuovo cinema tedesco. E questo suo essere sempre sulle donne, sulle sorelle, è un modo appunto per raccontare la storia in un modo diverso, che incontrerà con Rossana un punto importante che chiariremo in seguito. La prima cosa che vorrei chiedere a Margarete è dell'incontro con Rossana e di questo scambio non solo epistolare ma anche sul set, perché Rossana ha frequentato anche il set di Margarete Fontrotta. E mi piacerebbe chiederle se nelle lettere, nelle note, nei consigli che Rossana dava a Margarete, con cui scambiava appunto le sue informazioni, ci fosse qualcosa di ricorrente, qualcosa di costante, qualcosa che Rossana chiedeva come chiarimento o come consiglio alla sua amica Margarete, scusate. Non so, è questo. Vuole sapere, non ho ben capito, perché ero un po' piccolo, no? Non si e poi sentiva. anche con tutto questo sono un po' sorda, allora per me si deve essere molto forte scusa, per capire. No, va bene, più o meno, spero che... No, ma lei voleva sapere se lei mi ha dato dei consigli come trattare i miei film e le donne, eccetera. Se c'era qualcosa appunto di ricorrente in questi consigli, qualcosa... Sì, no, ma lei, sì, prima ci siamo incontrati per Anni di piombo, dunque il film era già fatto e lei era abbastanza entusiasta del film, ma perché si sentiva proprio vicina di quella storia e queste due donne che di una parte una che lotta con dei mezzi legittimi, diciamo, e l'altra diventa terrorista. Dunque sono state in questo momento, ma credo anche in Italia, due decisioni che si poteva prendere. E da noi erano proprio queste due donne che erano sorelle e che hanno avuto questa decisione diversa. Io ho incontrato non la so-called terrorista, ma lei era già morta. Dunque ho incontrato la sorella al funerale di questi tre
terroristi che erano inseppelliti a Stoccardo. Allora ho incontrato a questo momento la sorella più anziana, due anni di più che quella che era morta, e era così emozionata in questo momento, questa sorella, che aveva bisogno di qualcuno a chi parlare di questa, la sua sorellanza e anche la sua emozione e la sua e allora abbiamo parlato per 2 o 3 giorni. Io sono stata lì solo a ascoltare e lei ha parlato, era come di liberarsi di una vita con lei e la sorella a chi non poteva più dire tutto questo. E io sono andata a casa perché era a Stoccardo, io vivevo a Monaco, e dopo qualche mese ho pensato, managgia, questa sarebbe una bella storia per raccontare la Germania di questo momento, attraverso 2 donne. E allora ho cominciato di pensare come si potrebbe fare di mettere tutte e 2 in un... E ho chiesto alla sorella, a Christiane Enslin, se lei fosse d'accordo di aiutarmi anche e se posso fare un film su di lei. Non potevo permettermi di fare un film senza il suo permesso. Allora lei subito era d'accordo e mi ha aiutato, mi ha mostrato delle lettere e ha raccontato perché il film era raccontato dalla parte della vista della sorella anziana, dunque potevo veramente utilizzarla, diciamo, è una parola un po' negativa, ma non ho usato, e volevo veramente dargli ragione o dargli come un regalo, volevo fare un regalo a questa sorella, e credo che questo nella critica di Rossana lei l'ha sentito così, che non ha visto solo la storia della Germania, il terrorismo certo anche in questo momento, perché ho preso il Leone d'Oro, perché Anni di piombo per gli italiani era la violenza, no? E per me non era la violenza. Il titolo veniva di una poesia di Hölderlin, Es ist als in der bleiernen Zeit. È come viviamo in un tempo di piombo, dunque era piuttosto il cielo chi fa di piombo su di noi, e non era per niente la pilottola, si dice la pilottola o i pilottoli? No. I 38. Poi no, ok, capito cosa voglio dire. Allora, ma era per il contenuto politico che credo che mi hanno dato questo. E era molto interessante perché quando sono stata la prima donna da prendere il Leone d'Oro, e quando sono uscita del palcoscenico c'era la sorella della Rossellini e mi ha chiesto: allora come si sente la prima donna dopo Leni Riefenstahl? Allora per me era veramente una cosa perché sono stata contro i fascisti, contro i nazisti. Ho fatto un film contro questa Germania dei nazisti e lei mi dice la prima donna dopo Leni Riefenstahl, come se sarebbe stato un contatto o una continuazione di una donna verso l'altra. Dunque questo non so neanche più cosa ho risposto, era così... sì. Va bene, allora no, ma per dire, credo che Rossana ha visto questo mio essay, di mio tentativo di raccontare la storia della Germania in un altro modo, visto da queste due donne, visto anche dall'interiore della parte delle emozioni. E credo che per lei era questo che l'ha interessato, non solo la storia, anche accanto della storia d'Italia. E lei per me era una così che non era solo legata alla politica, alla storia,
il manifesto, che era veramente un giornale rivoluzionario in questo momento, ma lei aveva anche questa parte molto sensibile e emozionale, che forse non potrebbe mostrare sempre nel giornale. No. Nel giornale ha dovuto essere uno che dà dei colpi sempre a tutti, e con me poteva far uscire questa parte della sua anima e della sua femminilità. Ecco. Sentendo anche la recensione di Lucida Follia, che non ricordavo, forse Rossana poteva anche essere una cineasta, no? L'esattezza che aveva nelle parole che usava e nella visualità della sua recensione. D'altra parte Godard aveva detto, no, che la critica era un primo passo per arrivare al cinema. Io vorrei chiedere a Margarete, che era anche lei una studiosa di letteratura, di filologia romanza, di filologia germanica, lo shock che hai avuto vedendo il Settimo Sigillo o comunque Bergman a Parigi. Che cosa ha rappresentato per te? Cioè, ti ha cambiato la vita? È vero, no, perché sono andata a Parigi quando avevo 18 anni per imparare la lingua, e tante donne lo facevano, tante ragazze lo facevano agli primi anni 60, perché in Germania era veramente tutto noioso, e per noi la Francia era anche l'amore, era l'avventura, e anche Hanna Schigulla, Jutta Brückner, che è un'altra regista tedesca, anche lei è andata come Fio-Per a Parigi per vivere qualcosa di eccezionale. Allora io prima ho visto delle esposizioni d'arte, sono andata al teatro, in concerti, l'esposizione, eccetera. Ma il cinema per noi, anche perché negli anni 50 il cinema tedesco era ridicolo, non era come da voi. I vostri anni 50-60 in Italia il cinema era fortissimo, era veramente il cinema il più forte e il più importante nell'Europa. Noi niente. Allora sono andata a Parigi e ho incontrato dei studenti francesi che erano pazzi della Nouvelle Vague, perché la Nouvelle Vague aveva cominciato in 55-56, no, così. E allora tutti entusiasti per il cinema, tutti volevano fare film, perché per la prima volta tu potevi prendere una macchina da presa, andavi nella strada, prendevi qualche dei tuoi amici, li mettevi davanti una casa, una strada. Allora hanno cominciato così, molto liberamente, e questo tutti i miei amici studenti volevano fare così. Allora mi hanno sempre portato nel cinema, abbiamo visto Hitchcock, abbiamo visto tanti film, perché in questo momento tutti bruciavano per il cinema, tutti quelli che conoscevo io. E un giorno ho visto il film di Ingmar Bergman, Il Settimo Sigillo, e questo mi ha dato una tale emozione, era per me una scoperta veramente per la vita, perché c'era teatro, c'era la tematica, c'era anche un bellissimo bianco e nero, erano tutte le arti insieme in un'opera. Non hai dovuto più andare in opera per vedere un'opera o andare in un'esposizione. Hai avuto in un pezzo di cinema, hai avuto tutto, anche una grande emozione. E da lì in poi ho pensato, sì, un giorno potrei fare, ma non l'ho detto a voce alta. Sì, grazie. Sì, anche io lo dimentico sempre, e durante un film muto comincia allora sì, è da questo momento, solo che come donna non potevo osare.
osare di dirlo a alta voce. Dunque, come Maria nella Bibbia, l'ho lasciato dentro nel mio cuore fino a che avevo un po' la possibilità forse di pensare a diventare un giorno. E ho aspettato abbastanza a lungo, perché a 60 ho avuto questo desiderio, e il mio primo film come regista sola era in 77, dunque 17 anni. I miei colleghi maschili hanno cominciato a 25-27 anni di fare il primo film. Io ho dovuto aspettare molto di più. E questo, per tornare a Rosanna, credo che anche lei ha capito che per le donne era così più difficile di creare, di cominciare di dire la loro emozioni, ma anche la loro creatività. Ecco. È una risposta abbastanza lunga. Posso ricordarti, Margherita? Sì. Ti ha dato il premio, il Leone d'Oro, la giuria, te la leggo. Italo Calvino presidente, Luigi Comencini, Manuel de Oliveira, Marie-Christine Barrault, Peter Bogdanovich, Mohamed Lag Hamina, Jesus Fernandez Santos e Christoph Zanussi. Insomma, puoi essere contento. Sì, è vero. E Zanussi è l'unico chi ancora voleva fare un film con me, e Daniel Olbrischi come attrice. E ho fatto ancora una apparizione in uno dei suoi film. Zanussi, il regista polacco che conoscete sicuramente di nome. E ho fatto era un pezzo di teatro di Max Frisch, e allora io ho fatto una di queste donne che apparivano in questo. E dunque l'ultimo film. No, nel mio ultimo film che si chiama Ingeborg Bachmann, Viaggio nel deserto, ho descritto la relazione fra Ingeborg Bachmann e Max Frisch. Allora ho ritrovato Max Frisch dall'altra parte della mia vita, sì. Io tornerei un attimo ad Anni di piombo. Volevo ricordare che in Inghilterra il titolo del film era Marianne e Julianne, negli Stati Uniti The German Sister, e solo in Italia e in Francia ha avuto questa suggestione commerciale, in un certo senso, che poteva essere quella di legarla ad Anni di piombo, mentre ci ha spiegato. Era veramente molto divertente, perché Anni di piombo, les années de plomb, Bleierne Zeit in tedesco, in Inghilterra era German Sisters, in Australia era Leaden Times, in America 4 nomi dei personaggi principali. Dunque nessuno sapeva che film è, perché quando andavi da un... E Barbara Suková, che era la prima, era una delle due sorelle in Anni di piombo, aveva una offerta dell'America, e ho voluto mostrarle il film dove lei faceva la parte. Allora sapeva che in Inghilterra era German Sisters. Allora gli americani hanno cercato un film da me con sisters, con sorelle nel titolo, e avevo fatto il secondo film, si chiamava Sorelle o la bilancia delle... e hanno fatto vedere questo film e Barbara non appariva. Dunque, così con questi titoli in questi anni veramente hanno fatto con i titoli cosa volevano i distributori. E allora sì, qualche volta era un svantaggio per una... Ecco, siamo nel 1981 e in Germania come in Italia c'è stata una rimozione coatta di tutta la memoria del ventennio fascista nostro e del quindicennio nazista vostro.
pochissimi intellettuali negli anni dal 45 in poi, anche perché la struttura del Partito Comunista Tedesco era stata annientata nei campi di sterminio e quindi in Germania forse si capiva. In Italia un po' la retorica della resistenza è stata a bloccare e a rimuovere, no? Quello che era successo davvero soprattutto nel periodo coloniale, che è stato completamente cancellato. Ecco, ci sono state tutta una serie, però grazie soprattutto a Eric Bohl, no? E ai suoi libri, che sono stati forse i primi a parlare di riarmo, a parlare di ritorno dei gerarchi nazisti in posti di responsabilità nelle banche e nelle istituzioni. Terribile. Ecco, gli anni di piombo quindi sono gli anni di Adenauer, per te. Sono gli anni? Di Adenauer. Sì, anche sì. Ma Adenauer era un conservatore che certo non era nazista, anche combattuto contro Hitler, ma non era veramente uno di chi pensava lontano. Si è messo d'accordo con gli americani, va bene, ci ha anche aiutato, ma non era proprio quello l'ideale di un politico per noi, per i giovani. No, perché appunto tutti i tuoi film precedenti, ma anche i film dell'organizzazione delle donne tedesche, delle cineaste tedesche che in quegli anni hanno creato, no? Quello che è stato il meraviglioso sviluppo di questo cinema, che dal 1975 al 1985 è stato il punto di riferimento mondiale, no? Ecco, questa forza veniva data da due elementi: il tentativo appunto godardiano di riprendere la struttura del cinema classico americano, i thriller, no? Per esempio, smontarli in qualche modo e buttarci dentro molta vita francese. Voi avete fatto la stessa cosa, avete Fassbinder prima di tutto, prima di tutti, con i meravigliosi noir che ha interpretato, no? Il soldato americano e gli dei della peste. E prendeva la struttura del cinema classico, perché era il linguaggio, era la realtà del cinema mondiale, no? Quella era un modo di entrare nella realtà, di documentare la realtà del cinema, inserendovi delle sciabolate politiche formidabili, no? Nelle quali la prima morte, il primo suicidio di Holger Mainz, tra parentesi cineasta, il primo morto della Rote Armate Frazione era un cineasta allievo della scuola di cinema di Berlino. Anche Enslin ha cercato di fare cinema. E anche Ulrike Meinhof l'ha fatto, sì, no? Sì. C'è un rapporto, diciamo, di maneggiare qualche cosa che non è soltanto... Un altro linguaggio, sì, di trovare un altro linguaggio verso la realtà. Allora, questo rapporto realtà, o meglio, diciamo, ragione ed emozione, questo è Brecht che l'ha insegnato. Sì, ma solo che lui, il suo linguaggio era un linguaggio totalmente di teatro, anche un linguaggio un po', was heißt, entfremdet. Sì, e noi abbiamo cercato anche di trovare un linguaggio non banale, ma un linguaggio di chi si parlava, perché Brecht non potevi parlare. Puoi parlare Scusate. No, ma era sì, Brecht era un esempio per noi, ma piuttosto per quelli che hanno fatto teatro, che il cinema per noi era piuttosto quello francese e quello americano, e anche questo italiano. Per me gli italiani De Sica, mamma mia, come ha amato De Sica, poi dopo Pasolini, eccetera. Volevo ritornare al rapporto con Rossana e a proposito di Rosa Luxemburg. Rossana diceva che Rosa Luxemburg è stata poco amata come comunista e non soltanto dal suo partito, perché eretica e diversa in un mondo politico maschile, donna che le donne hanno dimenticato. Intanto questo volevo sapere da Margarete, perché lei ha più volte sostenuto che non è mai stata aiutata dagli uomini,
nella sua carriera, nella sua vita di cineasta. Appunto, e Rossana notava che nel cinema di Margherita von Trotta c'era questa idea che l'incontro con l'uomo era un incontro che produceva sofferenza, mentre il rapporto con le donne era così forte, questa relazione, che metteva questa relazione in discussione, il rapporto con gli uomini. E vorrei appunto chiederle qual era il suo rapporto con i cineasti che erano intorno a lei, e che se è vero che non l'hanno mai aiutata e che l'ha dovuto lottare molto per affermarsi. Mamma mia, io la capisco molto. Schlöndorff ti ha aiutato o no? Come? Schlöndorff ti ha aiutato o no? Sì e no. No, perché sono stata una brava assistente e anche una brava attrice, devo dire, per lui. E lui sapeva del mio desiderio di fare un film. Mi ha anche aiutato per il mio primo film, il secondo risveglio di Christa Klages, ma voleva subito dopo che ho fatto il film darlo alla televisione, che non potevo entrare nell'ambito del cinema. Ma poi mi hanno chiesto a Berlino di mostrare il film al Festival di Berlino, allora sono stata visto subito come cineasta di cinema, allora non poteva più dare il film alla televisione, ma ha sperato che per il prossimo film diventerò di nuovo il suo assistente. E io sono andata avanti perché dopo il primo film, che aveva anche un certo successo, allora ho subito scritto la mia seconda sceneggiatura, ho scritto Anni di piombo, perché ho sempre scritto, quasi sempre, le mie sceneggiature, e lui ha sempre avuto un altro che ha lavorato con lui. È un bravissimo, un grande regista, ma ha avuto sempre, perché anche non ha fatto quasi sempre film sulla letteratura, sulla grande letteratura tedesca, e ha avuto bisogno di qualcun altro che... E io sì, sono stata un'assistente che lui ha perso, che non era contento di perdere una brava assistente che lavorava anche lui, no? Come fanno le donne. No? E poi adesso si è riconciliato con me. Mi fa anche dei complimenti quando faccio. Volevo chiederti sempre su Roselle, che prima questo film Puoi parlare un po' più, perché io non capisco. Si sente ora? No, dicevo che c'era una sceneggiatura di Fassbinder di Roselle, ma tu hai voluto riscriverlo e rifarlo da capo e ripensare completamente il ruolo di Rosa Luxemburg. E ci puoi raccontare qual era la differenza con il copione di Fassbinder, appunto pensando anche a Rossana, che diceva è stata una comunista eretica, donna che non è stata amata dalle donne. Tu immagino che avrai reinterpretato il suo ruolo rispetto appunto al copione di Fassbinder, che poi non l'ha realizzato, l'hai fatto tu, però con il tuo copione, la tua sceneggiatura. Mi puoi spiegare? La differenza con il copione di Fassbinder. Ah, ok. Scusami molto, perché perché non parli così, parli un po' così. Allora io che sono sorda, vedi anche gli altri forse hanno avuto un po' di difficoltà. Scusate, ma non so parlare. Allora, lei mi ha chiesto, lui mi ha aiutato di capire cosa è la differenza, perché l'ultimo film che voleva fare Rainer Werner Fassbinder era proprio un film su Rosa Luxemburg, e lui sapeva, ha sentito che io una volta ho detto una volta nella mia vita voglio fare un film su Rosa Luxemburg, ma non era previsto sicuramente come il mio quinto film. Allora mi ha fatto telefonare e ha detto ho sentito che lui anche voleva fare un film su Rosa Luxemburg,
E sì, sono d'accordo che lui, e ho detto sì, beh, certo, fallo, perché sarebbe stato il suo 40° film e io avevo ancora un futuro di imparare prima di attaccare a una donna così importante nella nostra storia. Ma poi lui ha scritto la sceneggiatura insieme con Mertesheimer, che lei ha anche scritto per altri film, hanno scritto insieme. È morto e allora non ha potuto fare questo film. E in questo momento, dopo la sua morte, è il suo produttore che mi ha chiamato e ha detto adesso devi fare tu il film. E ho detto ma no, sì, tu devi farlo perché tu sei stata amica di Fassbinder, dunque lo devi fare per lui, ma anche per Rosa Luxemburg, perché lei era una donna e tu sei una donna. E questo per me è la prima volta che questo poteva essere un vantaggio di essere donna. No, allora ho detto va bene, devo riflettere, perché per me era veramente una grande sorpresa e anche un po' la tristezza della morte di Fassbinder. Non voleva essere una che cerca nella sepoltura, no, di trovare il corpo di un amico, no? Ma poi lui ha scritto una storia così diversa di quello che io avrei potuto fare. Ho detto mi dovete dare tempo di riflettere e di vedere cosa è il mio approccio verso questo personaggio. Non posso prendere una sceneggiatura scritta di qualcun altro che era sicuramente sarebbe stato un film molto interessante, ma per Rosa Luxemburg non sarebbe stato per niente, perché lui voleva prendere o Jane Fonda o Hanna Schygulla o Maria Schneider, no, nicht Maria, l'altra, ma sì, ecco, una dei tre. E Hanna Schygulla, che era sempre la sua star, è una fantastica attrice, ma non la vedevo per Rosa Luxemburg, veramente no. E dico sempre sì, se avessi fatto il film con lei, il film con le stesse parole, le stesse, avrebbe avrebbe stato un'ora di più, perché lei ha una maniera di parlare molto così, molto bello, ma molto lentamente, e Barbara Sukowa poteva parlare così, e questo era anche necessario per una donna che con questa forza e questa rigorosità. È una bella... E basta come risposta o devo andare avanti? Giovanni, posso fare io una domanda? Sì, certo. Tra l'altro questo è stato il tuo primo film non contemporaneo, e quindi ti sei trovata a raccontare non in diretta gli eventi, ma in una maniera storica. Ecco, questo, tu come l'hai affrontato questo problema, ripensandoci? Grazie. No, ma certo era un personaggio, in questi tempi, no, gli studenti andavano in giro con questi pannelli delle grandi Lenin, Stalin, no, Lenin, Ho Chi Minh, solo uomini, e la sola donna fra questo gruppo di fotografie che andavano in giro era lei. E lei, Rosa Luxemburg, e lei aveva una faccia non di combattente come si potrebbe immaginare che una rivoluzionaria deve, aveva piuttosto un viso triste, un viso un po' così, no? E allora questo
era per me il primo momento che mi sono veramente interessata a lei, perché era una contraddizione per me. E poi ho cominciato a leggere i suoi testi, ma soprattutto non volevo solo dimostrarla come una donna politica o una rivoluzionaria, ma perché questo è unidimensionale per me. Sì, devo sempre entrare anche nell'anima, diciamo, pateticamente. E allora ho provato di trovare le sue lettere. E le lettere erano solo all'istituto a Berlino Est, nell'istituto Marxismo-Leninismo. Dunque ho chiesto se posso andare lì per avere perché erano 2500 lettere che erano lì. E allora mi hanno dato il permesso, perché sono stata già di sinistra, altrimenti non mi avrebbero lasciato entrare. E allora ogni giorno ho dovuto attraversare il limite, come si dice, grenze. Sì, il confine fra Berlino Est, Ovest e Est. E era veramente una sofferenza di andare ogni giorno, di attraversare questa frontiera che i soldati dell'Est erano terribili, ma sono andata e non ho potuto portare via le lettere, ogni giorno ho dovuto andare lì. E questo mi ha veramente aperto la mia visione verso di lei, perché sono state lettere ai suoi partner, al suo uomo, ma anche ai politici, alle amiche, dunque delle lettere che hanno dato una dimensione veramente umana a lei. E questo, quando ho capito che donna è, che ha dei momenti di totale depressione, di totale tristezza, ma dall'altra parte era veramente una combattente. Dunque tutto questo spettro, l'universo di una donna che viene dall'Est, che era polacca, ebrea polacca, che è andata a studiare in Svizzera, perché in questi tempi in Svizzera le donne avevano il diritto di studiare, che non era ancora il caso in Germania. Lì ha sposato un tedesco in Svizzera per diventare tedesca, per avere la nazionalità tedesca, perché voleva entrare nel Partito Socialdemocratico in Germania, perché a questo momento era il partito socialdemocratico più importante nell'Europa e lei voleva lottare in questo partito. Dunque è andato a Berlino, è entrato in questo spettro, ma anche lì gli uomini erano molto più importanti. Invece lei era molto più intelligente di tutti questi. E nelle sue, lo puoi leggere nei suoi discorsi, che veramente aveva una forza anche di parole, di espressioni, che forse questi uomini che erano anche un po' non avevano. Allora di una parte era molto rispettata, ma dall'altra parte tutti che hanno anche, come Rosanna, che aveva un po' lo stesso destino, che era anche molto criticata, no? dai altri, perché tanti hanno anche sentito che lei è una donna di una grande intelligenza. Questo qualche volta non visto così volentieri, che le donne possano pensare forse anche meglio che degli uomini. Scusatemi, io non voglio farvi torto agli uomini, ma solo per dire che esistono donne che sanno pensare. Infatti Gabriel García Márquez ha detto che Rossana per lui era la donna più intelligente che aveva conosciuto. No? Gabriel García Márquez. Ma sì. Non l'ha detto una persona più intelligente che ho conosciuto. Grazie.
Rossana ti ha però chiesto di aumentare il peso politico di Rosa Luxemburg. So che è stata tra le esperte che tu hai coinvolto nell'operazione, e a volte Rossana dice: beh, qualche cosa in più sull'accumulazione capitalistica, il libro di Rosa Luxemburg forse ci sarebbe stato bene. Te lo dico perché invece lei è stata molto critica, abbastanza critica, sul Lungo Silenzio, il film di cui parlava Giovanni Spagnoletti prima, perché considerava diciamo, la sostanza conoscitiva di quel film un po' convenzionale, cioè non eri riuscita a lavorare su dei temi come i ministri che fanno traffico di armi, e lì c'era un esplicito riferimento, e la mafia e l'uccisione di Borsellino e di Falcone, scusate, li avevi in qualche modo utilizzati un po' troppo secondo i luoghi comuni del momento. Non ho scritto io la sceneggiatura. Sì, è uno dei pochi film in cui tu non hai scritto la sceneggiatura. E sappiamo anche è un perché. film che è stato distrutto in Italia, che non è stato visto da nessuno, che non ha girato, che è stato bloccato, quindi in questo senso tu l'hai sempre appoggiato. Sì, in questo senso non potevo fare niente, perché era la mafia che ha impedito il film di venire nei cinema, perché abbiamo fatto una prima a Palermo, e è vero che io mi sono anche ho conosciuto tutte queste donne che avevano già fatto un circolo contro la mafia, erano donne palermitane, siciliane contro la mafia. Era una donna che forse avete sentito il nome, che si chiamava Giovanna Terranova. Lei era una che ha fatto come un cerchio di donne intorno di lei, che gli uomini o i mariti erano ammazzati come Falcone e Borsellino dopo, ma già prima. E la Terranova mi ha molto aiutato anche di conoscere le altre donne. E per me dunque era molto importante di conoscere queste donne per entrare in questo. Sì, non ho scritto la sceneggiatura, questo forse è una scusa, ma sono anche stata convinta che questo è un modo di fare cinema, perché non volevo fare un film criminale, sì, un crimine, no, volevo entrare dentro questo momento anche di trauma, lutto, ecco. Lutto, grazie, di queste donne che perdono i loro mariti in questa maniera, e soprattutto dopo Falcone e Borsellino, quando sono anche io come tedesca sono stata così emozionata e triste, così come tutti gli italiani che conoscevo in questo momento, che tutti erano distrutti. E allora felice, laudadio, che ha scritto la sceneggiatura e ha anche prodotto il film, e abbiamo parlato oggi con Ottavia che tutti abbiamo detto dobbiamo reagire. Io dico dobbiamo, ma anche io volevo reagire in un certo modo, dare la mia capacità di fare cinema in questo momento. Nessuno di noi è stato pagato, abbiamo tutto fatto come un gesto di reazione. Ottavia, visto che è stato un tuo set, mi ricordo che anche Rossana parlava molto bene dei personaggi sia di Carla Gravina che del tuo, vuoi raccontarci qualche cosa del rapporto con Margarete? Ma sì, come diceva Margarete, tutti quanti abbiamo fatto il film perché in quel momento sentivamo una specie di obbligo morale che è andato avanti in Italia, mi pare, per un po'. Insomma, il film, secondo me, è vero, è stato visto poco, ma è un film che racconta molto molto bene quello che succede, che succedeva,
ma purtroppo succede ancora, in famiglie che hanno uno dei componenti che è un magistrato e che è costretto, per esempio, a vivere con la scorta. Io posso dire, forse molti lo sanno, sono molto amica di un ex magistrato che è Ilda Boccassini, e con lei ho vissuto, subito dopo la morte di Giovanni Falcone, ho vissuto tutta la sua storia con questo peso incredibile di avere una vita blindata, e la sua famiglia anche. Quindi la storia che ha raccontato Margarete, che aveva scritto appunto Felice Lauda Dio. Ecco, Felice Lauda Dio, scusate, è una storia verissima. Io non lo so se il film si può andare a rivedere, perché secondo me adesso sarebbe da rivedere un sacco di cose. Io ho fatto veramente una cosa piccolissima, una partecipazione, facevo l'amica di Carla Gravina, che invece era la protagonista, quindi la moglie del magistrato che vive sotto scorta e che poi viene ucciso, eccetera. Però insomma mi sembra che sia stato un film anche importante. Collettivo, no? Che però di un voi, film molto sì. politico, però forse in quel momento dava un po' fastidio. Diciamo Com'era Margarete sul No, ma set? perché Margareta era dolce, bravissima, e non ci ha, dico una parolaccia, non ci ha cazziato per niente, anche se facevamo delle cose tremende, perché raccontavo prima che c'è stata una scena drammaticissima al funerale del magistrato, dove eravamo tutti lì, quindi Carla Gravina, io, Giuliano Montaldo che faceva il capo dei magistrati, eccetera, che però ridevamo come dei cretini, perché succede quelle cose che succede mentre si lavora, però Margareta è stata gentile, non ci ha trattato male, ci ha detto adesso smettetela, lavoriamo. Montaldo chi vi ha fatto cercato di far ridere invece di essere... Era Giuliano, è vero. Io vorrei a questo punto, invece, visto che si è parlato di Rosa Luxemburg, leggere che cosa ha scritto, così attacchiamo che cosa ha scritto Rossana Rossanda. Scusate, facciamo così perché mi devo mettere gli occhiali, la giovinezza incombe. Allora, Rosa, donna che le donne hanno dimenticato. Il movimento degli anni 70, che pure ha recuperato tutte, anche la petroleuse Louise Michel, anche la bolscevica Alexandra Kollontai, ha lasciato il suo corpo nell'Andvar, il corpo di Rosa. Margarete l'ha ricomposto fra noi, con mani di donna, con tenerezza, con trepidazione e sobrietà. Era un altro debito da assolvere, perché è il film d'una donna, su una che è stata donna al massimo grado, e non nel non fare politica, nel risvolto interiore contrapposto al pubblico, ma in quella totalità di approccio unitario a tutto quel che portano i giorni, come i giorni della vita, ma anche della storia, sui quali agire, scegliere, sempre, su tutto, senza accettare nulla per dato, senza nessuna certezza di vincere. Lasciamo che sia qualche maschio un po' démodé a trovare intimista e magari borghese il ritratto di una donna che patisce per il suo uomo come per il suo partito. Le donne non si inganneranno, ma forse occorreva una di esse per capire e rendere questa sua così singolare differenza, la differenza di chi non divide se stesso fra pensieri e affetti, passioni e ragioni. La femminilità, per una volta, portata come segno di eticità, assolutezza, valore. Rosa entra nello schermo con le movenze di una regina, anche se è solo la lenta passeggiata d'inverno nel cortile del carcere.
Attraversa quegli anni convulsi con camicetta e capelli composti, non un gesto eccessivo, lo sguardo consapevole di secoli di esclusione gettato acutamente su chi l'ascolta quando sta per parlare. Attenta alla seduzione più sottile, che è quella di chi vuole giustizia e si espone per essa. Nessuna di noi, povere funzionarie o ex funzionarie di partiti e gruppi che ha attraversato una sala per andare a una presidenza o a un microfono, potrà non sorridere di Rosa e di sé, vedendo quel fermarsi della camera di Margarete sui momenti che precedono il discorso in pubblico, quando forte è l'ancestrale voglia di fuggire, ma nessuno lo saprà. E le donne conosceranno, credo, quell'imporsi totale nelle scelte e quindi nella sofferenza, senza fuggire né dalle une né dall'altra, condizione per non rinunciare a sé, per un liberarsi che passa anche attraverso noi stesse. E che diranno i cultori del sesso come luogo unico e indicibile della comunicazione emotiva, di quell'abbraccio da amante madre con Kostya Zetkin, che le potrebbe essere figlio, amato nel corpo e nel quieto trascorrere durante l'amore da una carezza al congresso del partito. La separatezza fra il privato e il politico, te la raccomando, è che per accettare l'inestricabilità del vissuto come pensato, agito, patito, bisogna avere il coraggio del dolore e dimostrarlo. Mai, credo, nel cinema c'è stato un volto come quello della Suková, la notte in carcere, quando la guerra le ha ucciso Kostya. Quel pianto orrendo, deformante, irrecuperabile di chi è sola e non più giovane e sconfitta. La Rosa intollerante e intollerabile, sempre fuori stagione, sempre rifiutata. Si riconoscerebbe in questo film? Gli anni sono passati e i modi di pensare se stessi, la rivoluzione, la storia, anche loro. Quel calcio di fucile sul cranio, quel crollare sul pavimento, il revolver di rughe hanno fermato la vita di Rosa Luxemburg all'inizio di una fine. Già vista, ma che sarebbe durata a lungo attraverso il labirinto degli anni e dura ancora adesso. Questo, Rosa Luxemburg, lo riconoscerebbe e amerebbe, credo, la figura che è nata dall'incontro tra ciò che ha lasciato di sé al mondo e Margarete von Trotta. C'è un'immagine bellissima quando lei e Lulu, sedute a distanza nel parlatorio di Breslau, non sanno che dirsi, tanto grande è stata la distruzione. E la guardia minaccia di chiudere il colloquio e Rosa si alza e si rifugia sulle ginocchia dell'altra, le posa il capo sul petto, sfinita. L'antico ritorno alla madre. Nelle braccia e nel viso dell'amica che la accoglie è iscritto, credo, quel che Margarete ha sentito per questa nostra sorella lontana, strappandola alla tenace negazione di senso che oggi si oppone a quello per cui visse e, come si dice nelle crudele favole, morì. L'ha consolata e restituita all'immaginario dei nostri giorni, compiendo quel gesto eterno contro la morte che è la lacerazione dell'oblio. È la fine, no? No, ancora Mariuccio. Sperando questa volta di farvi capire, e a proposito della sorellanza, a proposito del rapporto tra due donne fortissimo che attraversa tutto il cinema di Margaret von Trotta, vorrei ricordare le parole di Rossana su Lucida follia. Si sente? Sì. Notava che la traduzione in italiano di una battuta nel film, invece di essere la mia amica, era tradotto con la mia donna, che suggeriva un rapporto lesbico tra le due donne. Ed ancora adesso io ho visto che nelle schede che riferiscono al film si dice che questo è un rapporto lesbico tra le due donne. Invece è molto importante, e Rossana lo sottolinea,
come l'amicizia fra donne fa saltare i rapporti eterosessuali, di coppie eterosessuali, e presuppone autonomia e mai sopraffazione, l'insopportabilità dell'amicizia tra donne. Questo racconta Margherita von Trotta e questo nota, sottolinea Rossana Rossanda. Mi sembra molto bella, come anche per ricordare la relazione tra Rossana e Margherita, che era un po' questo, insomma, un'insopportabile amicizia per gli altri, che era così forte e da vincere su tutto. C'era una domanda, non era una domanda. No, appunto, la domanda era: ma come si sono permessi di fare questa traduzione italiana che tu non hai controllato? Non sei Kubrick? Ma era Dasha Maraini chi l'ha fatto. Dunque, Dacia Maraini è la responsabile del magnifico italiano di Margaret von Trotta, vero? No, ma lei è chi aveva fatto i sottotitoli già per Anni di piombo e anche per Lucida follia. E in Lucida follia è quella frase alla fine che in tedesco dice: voglio ringraziare la mia amica, e lei ne ha fatto nei sottotitoli la mia donna. E questa era una rivoluzione in Italia, perché tutti pensavano che questi erano lesbiche, che non era previsto dalla parte mia. Ma era fin di bene, insomma. E allora, ma io ho fatto, dopo Paura Amore, ho scritto insieme con Dasha Marini e siamo state delle amiche, e lei era non la mia donna, io non sono stata la sua donna. Ma lei aveva sicuramente una ragione per dirlo, perché io non mi sono opposta, perché pensavo che lei saprà cosa fare in italiano. Non sapevo ancora parlare bene italiano. Non lo so ancora oggi, ma un po' meglio, sì. No? Sì. Capisci? Sì, perfetto. Avete capito voi perché l'ha fatto Dasha Marini? Per quello che hai detto tu. Io non so però se invece Dasha Marini non avesse interpretato male questo rapporto tra le due, o non avesse colto una sfumatura che forse non c'era e che però era anche bella, perché era qualcosa che li legava anche intimamente. Però in Italia subito l'hanno volgarizzato in qualcosa che, come diceva anche Rossana, diminuisce il rapporto tra le due donne, perché Rossana dice l'amicizia è la cosa molto forte, se erano lesbiche era più banale, no? Forse. Doriana, chiediamo se qualcuno vuole fare domande, immagino. Sì. Voi avete finito? Beh, insomma, noi possiamo farne ancora milioni. Ma penso che... Allora, Ci sono domande? abbiamo qualche minuto per eventualmente fare qualche domanda dal pubblico, se c'è qualcuno di voi che vuole chiedere qualcosa. Sì. Il lungo silenzio. Sì, ma posso anche spiegare perché non l'avete visto. Perché noi l'abbiamo presentato a Palermo, la prima era a Palermo, in un cinema che era già bruciato 3 volte dalla mafia. E ci hanno detto, noi siamo andati in tassi e abbiamo detto il nome del cinema, allora lui ha detto: ma questo era già bruciato 3 volte dalla mafia. E ho pensato: mamma mia, con il nostro film saremo i prossimi di essere bruciati. No, ma dopo il film, che si chiama Lungo Silenzio, sono state anche qualche donne, qualche vedove di quelli con chi avevo parlato prima, che sono venuti al palcoscenico e hanno parlato del loro destino, hanno raccontato la loro storia. E poi alla fine c'è una donna del pubblico che si è alzato, ha detto: anche il mio marito è stato ammazzato, non era un magistrato, ma era uno impiegato, ma forse non molto legato alla mafia,
E poi ha fatto così, e tutti voi sapete chi l'ha ammazzato. Dunque ha pensato che ci sono, e anche noi l'abbiamo pensato dopo, erano qualche mafiosi dentro per capire cosa è questo film. E avevamo già tanti di cinema che volevano far vedere il film, che avevano già affittato, e poi subito dopo hanno detto no, non possiamo prenderlo. Hanno tutti avuto paura che il loro teatro sarebbe bruciato come quello a Palermo. Dunque per questo abbiamo avuto anche una distributore americana, un grande distributore che aveva veramente anche già, avevamo avuto già tanti cinema che volevano farlo vedere e poi di un colpo niente. E per quello non ha potuto uscire. Esiste un DVD da qualche anno che si può vedere. Io credo che un bel film, un film perché era fatto veramente al momento della più grande catastrofe, diciamo, degli ultimi anni in Italia, dell'ultimo tempo in Italia. Sì, ricordo l'anno 1993, quindi subito dopo il 92. Sì, era sì, la morte dei dopo. due, ma è uscito nel 93. Sì. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Vieni Teresa. Intanto grazie per l'intensità di questo incontro. E volevo riferirmi ai momenti, chiamiamoli paralleli, che la Germania, anche se in modo differente e in forme organizzative e politiche differenti, hanno vissuto da un lato con la banda Baader-Meinhof e in Italia con la questione delle Brigate Rosse, su cui Rossanda ha brevemente e lungamente scritto. Brevemente nel senso che ha concentrato il suo pensiero intorno al famoso album di famiglia e lungamente nel senso che ha condotto tutta una sua azione, compresa tutta l'analisi e l'approfondimento della vita di Faranda Moretti, in cui mi permetto di dire ben c'era una storia politica, ma ben c'era anche lo sguardo agli aspetti umani e agli aspetti personali di questi personaggi. Ecco, la domanda è, c'è stata tra voi una qualche relazione che ha messo in rapporto queste due epoche di una transizione molto triste, molto dolorosa e molto complessa per i due paesi? Grazie. Una cosa? La relazione? Tra te e Rossana. Ma sì, non abbiamo solo parlato di politica, non abbiamo parlato solo delle tragedie nei nostri due paesi. Abbiamo parlato di tutto, siamo veramente state delle amiche che parlavano anche di cucina e anche di sentimenti, anche di un po' di tutto. Quando sono stata spesso invitata da lei, allora sono andata da lei. Lei mi ha chiesto delle domande per una mezz'ora, mi ha chiesto di tutto, di tutto. Non devo specificare anche fino a dove mi ha... E dopo questa mezz'ora lei ha cominciato di parlare di quello che li occupa e nel mondo e nell'Italia, eccetera. E dopodiché abbiamo ritrovato un altro dialogo fra di noi, forse anche più politico che prima. Dunque era veramente una amica per me con chi si poteva parlare di tutto, anche piangere. E questo era bello, che si può piangere davanti a un'amica, no? Ecco. Il vostro rapporto
diciamo così, è durato soprattutto negli anni '80. No, ma è andato avanti perché lei dopo Italia è andato a vivere a Parigi con il suo partner polacco. Io le ho vissuto molto perché in questo momento anch'io ho vissuto a Parigi. Poi lei è tornata, dopo la morte del suo marito, è tornata a vivere a Roma e ogni volta che sono venuta a Roma ho fatto subito la visita. Fino alla sua morte siamo stati amiche. Non che ci siamo come visto tutti i giorni, no? Ma spesso non l'abbiamo mai perso il contatto. Lei però non ha scritto o si è interessata dei film successivi tuoi? Non si è lasciato raccontare, voleva sempre subito sapere che film ho fatto, come era accettato, cosa ho in mente per il prossimo film, ma tu sai che era anche molto, molto malata alla fine, non poteva più, poteva appena camminare, dunque non poteva andare più nel cinema. E non tutti i film miei sono stati poi visti in Italia. Vorrei fare una domanda alla Rossanda, allora. Su cosa stai lavorando adesso? Su che film stai scrivendo? Ah no, questo non posso raccontare. Solo a Rossanda l'avresti detto? No, perché Nanni Moretti che mi ha detto una volta si deve mai parlare di un film che vuoi fare perché altrimenti non si fa. Dunque... Vabbè, ho scoperto che stai lavorando a un film, però. Ah, così lo so. È vero. Era un trucco. Intelligente, è un trucco, sì. Per capire che voglio fare un altro film, che ho anche già scritto una sceneggiatura, ma più di quello non posso dire. Allora. Grazie. Allora, io voglio ringraziare tutti, in modo particolare Ottavia Piccolo, per questi momenti di lettura molto emozionanti che ci hanno fatto sentire proprio Rossana presente tra noi. Ringraziamo tutti i relatori, Mariuccia, Roberto e Giovanni, ma soprattutto ringraziamo Margarete che in questo momento... Allora, vi ricordo che stasera c'è il film Rosenstrasse al Giorgione, al Cinema Giorgione, alle 20:30. Viene presentato il film da l'esimio Giovanni Spagnoletti. Aspetta. Sempre con Margarete Fontrotta, naturalmente. E quindi ci vediamo lì, ok? Alle 8:30. Grazie. C'è ancora un film.